e depurazione nel territorio agrigentino, lo stato di salute degli impianti e del mare, l'intervento dell'associazione ambientalista Mare Amico. Ascoltiamo il coordinatore Claudio Lombardo. La situazione della depurazione a San Leone e comunque in tutta la provincia è ultimamente un po' migliorata, ma i problemi permangono. Per esempio la depurazione di alcune zone non avviene e quindi molti inquinanti arrivano nei due fiumi della città, l'Acragas e Fiumenaro, ma diciamo, la svolta nel mare di San Leone in meglio si è avuta nel 2013, allorquando la Procura di Agrigento ha sequestrato e ha obbligato i Girgenti Acqua alla costruzione di una nuova condotta e l'eliminazione dei pennelli a mare. I pennelli a mare erano il vero agente super inquinante di San Leone. Sono rimasti i problemi di base, sono rimasti qualche allaccio abusivo, sono rimasti questi problemi come questo tubo dietro le mie spalle che non ha senso nel 2019 mantenere a pochi metri dal mare, che qualora si rompesse creerebbe un disastro ambientale. Quindi i margini di miglioramento ci sono sempre, però tutto sommato la stagione balneare si sta svolgendo abbastanza bene qui ad Agrigento. La situazione a monte della depurazione ancora è in alto mare. Noi abbiamo nella provincia di Agrigento diversi depuratori ancora sequestrati. Abbiamo il depuratore di Sant'Anna che non va molto bene, abbiamo il depuratore del villaggio Mosè che non funziona e lo sappiamo benissimo, il 90% delle fogne del villaggio Mosè vengono bypassate da questo depuratore, e il depuratore consortile, quello di Favara e di Agrigento, stenta a partire per problemi burocratici, è finanziato, progettato ma ancora non appaltato, e quello, il depuratore consortile, risolverebbe gran parte dei problemi di Agrigento, Favara e della nostra costa. La zona peggiore dal punto di vista dell'inquinamento nella nostra fascia costiera è purtroppo senza dubbio Sciacca. Sciacca ha il 60% degli abitanti che scaricano inconsapevolmente direttamente a mare attraverso il Cansalamone, il torrente Cansalamone. È incredibile come nel 2019 ancora una città a forte vocazione turistica come Sciacca abbia questo problema di depurazione e questa mancanza di depuratori. Pertanto ci permettiamo di fare un appello al commissario Rolle, che alla fine è l'unico responsabile di questo procedimento della depurazione ad Agrigento e in Sicilia, di far sì che entro il 2019 riesca ad appaltare questo importante depuratore, perché risolverebbe i problemi della nostra fascia costiera.